Perché l'uomo soffre? Perché l'uomo soffre? Da dove proviene il dolore degli uomini? Da dove proviene il dolore degli uomini? È forse la condizione di esseri mortali. O deriva da un errore originario? All'interno della condizione umana esiste anche una responsabilità del singolo individuo che determina attraverso il potere e le azioni dolore. Ogni attimo che passa, la mia mente non riesce ad escludere queste domande dal vivere. Se questa è vita, cerco una risposta a queste domande, ma non so se giungerò a trovarla. Forse la risposta dell'origine della sofferenza umana è Ibris, quel peccato che annebbia la mente e non permette di riconoscere i propri limiti, perché limiti è ciò che non vogliamo, ad una ambizione eccessiva che tenta di andare oltre. Ibris, l'invidia degli dei che stanno sopra di noi, si scaglia con forza e ardore, causando sofferenza. Ma forse non è invidia. Gli dei sono giusti giudici assoluti. Ibris non è un peccato, è una punizione. E dunque la punizione è una luce edificante e il giusto manifesto di una colpa che si promana nei secoli dei secoli attraverso il sangue e le stirpi. Ma perché l'uomo ha colpa? Da dove proviene la colpa degli uomini? Perché l'uomo deve scontare questa pena? Esiste davvero un ordine giusto che regge il destino del mondo? O la colpa deriva da un errore originario? Oppure all'interno della colpa umana esiste anche una responsabilità del singolo individuo che determina perciò attraverso il potere e le azioni, attraverso il potere e le azioni